40 concerti in 27 comuni della montagna friulana, con un'offerta musicale che spazia dalla classica alla contemporanea e la presenza di solisti, cori, gruppi e orchestre dal territorio regionale o provenienti dall'estero. E quanto propone la 33esima edizione del Festival Carnia Armonie, organizzato dalla Fondazione Luigi Bon con la collaborazione e il sostegno di numerose realtà. Una festa della musica che prenderà il via venerdì 12 luglio al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo, con la Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Florian Krunkop e la musicista georgiana Elisso Bolgvazze al pianoforte, e che fino a metà settembre coinvolgerà numerose località montane, da Tarvisio a Forni di Sopra, da Forni a Voltri a Resia. La nostra affascinante montagna friulana, la Carnia, la madre del Friuli, ospita questa rassegna giunta alla 33esima edizione, e il merito è quello di valorizzare i luoghi della nostra montagna con la cultura, in questo caso con la musica che non ha confini, e un altro ulteriore merito è sicuramente quello di affiancare ad artisti affermati i giovani musicisti che insieme possono dare davvero uno spettacolo affascinante al turista che viene da fuori, ma anche, perché no, a noi friulani che abbiamo il dovere di riscoprire le perle e le eccellenze della nostra terra. Sono 40 appuntamenti sparpagliati su tutta la montagna friulana, il comune capofila è Tolmezzo, ma raccoglie veramente tutti i comuni che vanno su tutto l'arco alpino. Iniziamo il 12 luglio, finiamo il 15 settembre e diciamo che forse il primo evento lo promuoviamo, siamo a Tolmezzo con l'orchestra regionale e un grandissimo solista, una pianista che viene dall'estero e un direttore fantastico tedesco con un programma veramente accattivante, perché ci sarà Beethoven e Mendelssohn, la sinfonia italiana, quindi frizzante e divertente.